Le telecamere di videosorveglianza del comune di Teolo l'hanno ripresa mentre entra nella pizzeria La Pepita, proprio lì davanti, ha acquistato qualche bibita e poi è risalita in sella la sua bici, ritrovata poco lontana in questa via nella frazione di Villa di Teolo, chiusa con il lucchetto. È qui che la sera del 6 gennaio si perdono le tracce di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana scomparsa dalla sua casa di Brusegana. Questa mattina i droni dei vigili del fuoco sono tornati a sorvolare l'area sopra il passo delle Fiorine sul Monte della Madonna. Boschi e casolari di questa parte dei Colli Euganei setacciati anche a piedi dagli uomini del soccorso alpino, dai volontari di protezione civile e dalle squadre cinofile. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Padova. Al momento, secondo fonti investigative, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi nella perdita delle tracce della ragazza. Si propende per l'allontanamento volontario, ma tutte le piste sono aperte. Annabella è stata ripresa mentre usciva dalla pizzeria dove, come quando, di Selvazzano con 2 pizze da asporto, e poi in quella di Teolo. Poi il dettaglio della bicicletta, chiusa a chiave con il lucchetto, ritrovata dai carabinieri a Villa di Teolo sabato 10 gennaio e sempre a Teolo il 7 gennaio il cellulare di Annabella Martinelli aggancia l'ultima cella telefonica. L'area però è molto vasta, spiega il sindaco Valentino Turetta. Il segnale del cellulare, dei telefonini che parte dal traliccio qua di Teolo dove c'è il campo sportivo è un segnale che ha un raggio d'azione di 20 km, quindi non è semplice dire che quel telefonino che ha agganciato la cella di Teolo era a Teolo. La giovane studia giurisprudenza a Bologna, vive con i genitori nel quartiere di Brusegana a Padova. Tanti ancora gli interrogativi. Cosa l'ha spinta ad uscire la sera del 6 gennaio con le temperature sotto lo zero e a percorrere 15 km in bicicletta verso i colli? Perché l'acquisto di 2 pizze? Aveva un appuntamento? Interrogativi su cui si stanno concentrando le indagini.